Sono simboli del nostro passato, meta di pellegrinaggi civili e opere monumentali di pregio dal grande richiamo turistico. I sacrari che onorano i caduti della Grande Guerra tornano protagonisti del territorio veneto e in occasione del centenario arriva un importante investimento per la loro riqualificazione. I protocolli sono già stati firmati, i soldi dunque stanziati. 4 milioni arrivano dalla Regione Veneto, altri 9 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tutto 13 milioni di euro per 4 grandi interventi. Li faremo in cima a Grappa, nel sacrario del Grappa, e recupereremo anche parte della galleria Vittorio Emanuele, la via Eroica. Interventi anche al sacrario di Asiago e poi un restauro conservativo del Tempio Ossario e torri campanarie di Bassano. 1,5 milioni di euro nel sacrario del Montello. 13 milioni di interventi veri, infrastrutture, quindi investimento, quindi recupero di memoria, quindi un lancio culturale per avere un turismo che diventa anche motivo economico di sviluppo del nostro Veneto del futuro. Restauri che potranno attrarre anche nuovo turismo e che potranno far riaccendere i riflettori su territori testimoni del nostro recente passato.